Rieccoci l'appuntamento del martedì, io ricordo sempre i numeri per chiamare il sindaco 049 80 77 53 777 53 per le telefonate, 345 33 41171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com e siamo anche in diretta sulla pagina Facebook, su iReport, nella piattaforma potete mandare i messaggi anche lì, e vi ricordo sempre tutti i martedì sera dalle 19:30 alle 20:25. Allora, avevo un'altra cosa, poi una bella cosa, ho visto anche uno spot che lei ha fatto che triplica l'estensione del parco Iris, adesso vedremo che l'immagine, quindi una bella, bellissima. Sarà un parco di ampio respiro per i padovani. Eccolo qui. È già un parco bellissimo, viene triplicato, abbiamo avuto risorse per 2 milioni di euro, di conseguenza il terreno che abbiamo acquisito, che erano campi praticamente, viene attrezzato con un'arena, viene attrezzato con giostrine per i bambini, percorsi ciclabili, percorsi pedonali, questi sono giochi nuovi per installati da poco. Veramente è già un bellissimo parco lì, viene triplicato, 200.000 metri quadrati, 197.000 esattamente metri quadrati, ed è bello, ma veramente bello. Eccolo che vediamo mentre e viene apprezzato dai cittadini in maniera incredibile, perché sono andato da poco là, e devo dire che c'era veramente i cittadini, bambini entusiasti, è bello, di tutto. Allora abbiamo, sindaco, già 2 telefonate. Vi ricordo che abbiamo evitato cementificazione, abbiamo fatto una permuta per quanto riguarda le palazzine del famoso Parco Tito Livio ex Boschetti, per cui abbiamo evitato di consumo di suolo, abbiamo fatto verde, giochi, piste ciclabili, le 2 palazzine sono state vendute e saranno ristrutturate perché sono protette alla sovrintendenza. L'operazione è stata molto costosa in termini di tempo, sono venuti 3 anni e mezzo. L'idea iniziale è stata di Arturo Lenzoni, poi anche Ragona l'ha portata avanti con il mio aiuto. Buona operazione, molto buona. Abbiamo telefonato e messaggi, quindi chiedo ai telespettatori di essere concisi nelle domande. Grazie. Allora sentiamo il primo. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, siamo all'audio studio, Buonasera. grazie. Pronto? Buonasera, sono Gabriella Grimaldo e telefono da Padova e io abito in via del Pescarotto. Bene, prego. Io avrei tante domande da fare al sindaco, è la prima volta che chiamo. Mi scusi, si allontani dal televisore o abbassi il televisore, perché c'è un fischio, un ritorno e noi non la sentiamo bene. Se lei abbassa il televisore gentilmente. Sì, è basso il televisore. Ecco, adesso la sentiamo meglio. Bene. Prego. Ok, allora io ho appena visto che il parco Iris triplicherà. È una cosa molto, sì, verrà triplicato. Allora io volevo chiedere al sindaco il Parco d'Europa, che è del Pescarotto, se ci sono programmi di ampliamento o comunque di adeguamento con giochi per i bambini, perché non c'è praticamente niente. Bene. Dentro non c'è neanche un bar, una struttura. Ecco, questa è la prima domanda. Posso farne un'altra? Certo, se è rapida le può fare anche 3 o 4, se è rapida così. Allora, la seconda è che la mia casa confina anche con via Confalonieri. Non so se il signor sindaco è al corrente della situazione di via Confalonieri. Allora, ci sono 3 edifici, condomini, diciamo, no? Al numero mi pare che sia 15A, che sono in uno stato di degrado pazzesco, sia come struttura che come spazio esterno, sia condominiale che esterno della via Confalonieri. Ecco, tra l'altro ci sono delle persone che danno da mangiare agli uccelli e c'è uno sterminio di colombi e cosa sono le altre, Franco? Quelle grandi, no, le cornacchie, ma tante,
che aspettano la mattina sopra il tetto, ne ho contate 40 l'altro giorno, perché c'è una persona... Mi scusi la curiosità, signora, Sì. mi scusi la curiosità, è stata brava a riuscirne a contare 40, eh? Sì, perché sono ferme finché la dico. persona sono sul tetto dietro a casa mia, quindi Certo, le vedo. no, capisco, però riuscire anche a contarle mi sembra Se notevole. vuole mando anche la foto. No, ma ci credo, signora, ci credo, per abbreviare, ci credo, solo mi è venuto da chiederle, e nel contarle è stata brava, perché di solito scappano, volano, è stata brava a contarle. Le volevo fare un complimento. Perché aspettano che questa persona Perfetto. punti del mangiare, e certo. io so che c'è un'ordinanza comunale che non bisogna dar da mangiare Agli uccelli. agli uccelli. Altre domande rapide, signora? Beh dai, facciamo Basta per così, oggi, perfetto, meritiamo. grazie. Sindaco, possiamo fare la seconda telefonata perché altrimenti chiude e poi rispondiamo a tutte e due. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? C'è Elisabetta? Non c'è più, è caduta la linea, si è stancato, se lo richiamiamo. Prego la risposta per ovviamente Largo Europa, il Parco Europa, scusi, e questi... Come ha detto la signora, è proibito dar mangiare gli uccelli, per cui con la polizia locale provvederò. Il resto della situazione mi confronto in ufficio e poi lo faccio telefonare. Per quanto riguarda il Parco Europa non è previsto nessun ampliamento, è già molto grande, però ricordo che nel periodo estivo viene fatto arena musicale, viene fatto interventi, viene fatto manifestazioni positive, c'è bar, c'è ristorante, c'è tutto, ovviamente solo il periodo estivo, non il parco per quanto riguarda il periodo invernale. E nel contempo verranno messi anche delle giostrine per i bambini, perché vengono utilizzati al meglio, però è un bellissimo parco, è già molto grande, per cui certo. Non è previsto ampliamento. Vabbè, andiamo Dennis con i messaggi in attesa di ripristinare la telefonata, vediamo i primi 4, via. Il miglioramento dell'illuminazione del quartiere Savonarola, via Volturno e via limitrofe è previsto, da anni l'illuminazione è pessima e le strade sono buie. Vuole rispondere? Proprio fosse tu, non so rispondere in quanto mi ricordo perfettamente che siamo su Guizza, sono stati investiti 5 milioni di euro. Per quanto riguarda via Savonarola devo dire che non so rispondere, perché mi informo e faccio dare risposta. Bene, andiamo col secondo messaggio. Gentile Sindaco, le rotatorie di Corso Stati Uniti sono molto pericolose, ci sono incidenti tutti i giorni, non si possono ripristinare i semafori, ogni sera rischiamo la vita. La logica è non ripristinare i semafori, spero che sia un po' di attenzione. La logica non si rimettono i semafori, è un po' difficile. Le rotatorie, se c'è un po' di educazione, di solito non ci sono problemi, ma ne faccio intervenire la polizia locale per fare un po' di attenzione. Per verificare. Andiamo con il terzo messaggio, Dennis. Buonasera signor Sindaco, sono Francesco da Forcellini. Domanda, quando finirà il consumo del suolo? Abbiamo appena triplicato il parco Iris, stiamo aumentando il verde in maniera incredibile. Il consumo del suolo non fa parte della nostra cultura come amministrazione. Vi ricordo che c'è un'autorizzazione regionale per quanto riguarda gli ampliamenti fatti nel passato. Noi non abbiamo quasi autorizzato quasi niente, sia come quanto riguarda commerciale che residenziale. Per cui veramente siamo contro il consumo di suolo. Nel prossimo piano di interventi fatto dall'amministrazione comunale con lo Stefano Boeri, praticamente non c'è consumo di suolo. Siamo contro il consumo di suolo, siamo per riutilizzare il massimo gli edifici esistenti. Per cui penso che diamo una dimostrazione in questo senso. Basta guardare il parco Iris, siamo là, triplicato. Andiamo nel quarto messaggio, Dennis, di questa serie. Salve Sindaco, quando pulirete le strade è un disastro. Non è un disastro, mi dispiace contraddire, ma veramente, domenica ero fuori a passeggiare col cane. Ho incontrato una persona che conosco, forse sta ascoltando, con un'amica. Mi ha fatto i complimenti per la pulizia della città, veramente non è un disastro. È una città pulita sotto tutti gli aspetti. Per carità ci può essere sempre
la parte non è pulita perfettamente, ma non ditemi che è una città sporca, perché non è vero. Insomma, vi invito veramente a controllare, a verificare dove è sporca la città. Certe volte magari qualche incivile non mettere la roba nei cassonetti, non fare le cose come dovrebbe fare, però non è una città sporca. Questo rifiuto in maniera totale questo concetto. Senta, in attesa di ripristinare... Non sembra migliorare qualcosa, ma dico una cosa, se mi segnala esattamente dov'è il problema, io intervengo immediatamente. Allora, in questi 5 anni avete anche sistemato 13 tensostrutture e avete dato il via alle 9 piazze, via quartieri, 16 tra nuove e già presenti a riqualificare. Il progetto riguarda il plebiscito, sempre al plebiscito si intende dare una nuova tribuna al Palaghiaccio, insomma state facendo molti lavori per quanto riguarda le piastre di Padova. Abbiamo un'esperienza importante che abbiamo visto come Piazza De Gasperi. Se noi portiamo lo sport anche in luoghi che non sono ottimali, cosiddetti luoghi di degrado, cambia molto l'aspetto. Per cui siamo molto interessati a fare nuove piastre, a sistemare quello che c'è. Lo sport è benessere, è cultura, inclusione, ha tutti i vantaggi del mondo, per cui viva lo sport e stiamo a fare il massimo. Adesso quel decreto ultimo che abbiamo portato a casa, i famosi 20 milioni ultimi, faremo e stiamo facendo molte cose. Senta, Piazzale Boschetti manca poco ormai. Ho detto sempre aprire, non cambia. Aprire, quindi manca poco. Sempre, la prossima vado in sopralluogo. Invece, Sindaco, per quanto riguarda Leroy Merlin, dovevano iniziare i lavori, inizieranno qui tra poco anche quelli, quindi certamente. È tutto... È un problema privato, sarà marzo, aprile. No, lo so perché faccio questa domanda, perché con la difficoltà dell'arrivo di materiali, con la difficoltà che sta attraversando... C'è questo problema, è un problema molto importante, non solo per il Comune di Padova, ma per quanto riguarda ognuno di noi che sta facendo qualcosa in casa. Difficoltà a trovare gli artigiani, difficoltà a trovare materiale, tipo ferro, legno, accessori, qualsiasi cosa. Veramente è stata un'impresa economica molto, molto importante. Vedete Padova, se girate Padova col bonus facciate, cioè veramente è incredibile, stanno rifacendo centinaia di facciate, il che è bello, positivo, perché vuol dire che Padova migliora ancora di più. Però nel contempo vuol dire che una domanda talmente forte chiede prodotti, cioè, ovviamente comincia a essere comincia un pezzo di tempo. Ho letto qualche post che un attimino la riprendevano sul fatto appunto di questo aumento delle bollette, le chiedevano a lei. Chi? No, dicevano, sindaco, faccia qualcosa, cioè, allora, vuole spiegare che qui che non è lei di competenza ma c'è il governo, allora, insomma tanto per spiegare questa... Rispondo volentieri, magari potessi fare qualcosa, noi faremo qualcosa sotto l'aspetto delle famiglie in difficoltà, troviamo qualche soluzione, ma è un problema governativo europeo, cioè, non è un problema, stiamo parlando di miliardi di euro, 9, 10, 11 miliardi di euro, per cui è una grossissima cifra. Come ANCI, come sindaci, stiamo chiedendo in maniera pressante al governo che ci dia risorse. Come amministrazione comunale faremo la nostra parte, ma per quanto riguarda le famiglie in difficoltà, non certamente per imprese o persone benestanti. È un grosso problema che può minare anche l'impresa economica, perché stiamo parlando in tutta Europa, non in Italia, ed è veramente un problema importante, perché da come ho letto non intendono fare scostamenti in bilancio e vuol dire metterci quasi 10 miliardi di euro, una cifra imponente. È vero che molte famiglie sono in disagio, molte imprese sia grandi che piccole sono in disagio. Disagio vuol dire che stanno sopportando dei costi molto importanti e questo si trasferisce anche nella vita normale, vuol dire nei prodotti alimentari, perché vuol dire anziché un tir, non so, c'era 300 euro per fare il pieno, c'erano ogni 1200, è quadruplicato. È un grosso problema, però l'amministrazione comunale... Sperando che lì su tra l'Ucraina e la Russia non succeda qualcosa, perché lì i venti non sono 3 milioni, speriamo bene, peggiorerebbero la situazione sicuramente. Però ripeto, un problema comunale come amministrazione non si può risolvere assolutamente. Possiamo dare un aiuto e stiamo cercando di trovare una soluzione che sia anche molto veloce e fattiva a chi è in difficoltà. Nell'attesa che trascrivano i messaggi, la Pradina, sindaco? La Pradina stiamo lavorando, come ho detto l'altra volta, stiamo lavorando come stessa missione, stiamo facendo dei progetti
che non essere vagliati con sovrintendenza per una zona di rispetto. Però ci stiamo ragionando, vorrei che fosse, non è, parliamo sempre di parcheggi, noi parliamo anche di verde, di modificare la viabilità, di vedere mettere una scuola attrezzata. Stiamo vedendo un progetto completo che deve essere fatto in collaborazione con la sovrintendenza. Telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Si allontana dal televisore, abbassa il televisore, grazie. Con chi parliamo e da dove? Abbassa il televisore. Allora, parlo da quartiere Chiesa Nuova. Come si chiama, scusi? Cristina Facco. No, bastava il nome. Cristina da Chiesa Nuova, prego. Sì, buonasera, buonasera signor Sindaco. Sì. Volevo chiedere un paio di cose. Allora, io abito proprio lungo via Chiesa Nuova. Ho fatto diverse mail per quanto riguarda il manto stradale. Abito vicino al nuovo Roadhouse. Quando hanno fatto i lavori lì anche del marciapiede nuovo, praticamente si è creata una depressione che quando passano i camion, che ce ne sono tantissimi, trema tutto. Non si riesce, tremano le finestre, trema tutto. Ho fatto diverse mail, nessuno mi ha mai risposto. Ho visto in questi giorni che hanno fatto qualche toppa qua e là. Volevo capire se era possibile sistemarla un po' meglio, che ci sono vari pezzi dove è proprio messa male. Inoltre volevo sapere se c'è qualche progetto per quanto riguarda il nuovo centro Brentelle, del Parco Brentelle. Sì. Grazie. Un'altra telefonata la facciamo anche la seconda, Sindaco, così non va in attesa e magari salta alla linea, così poi può rispondere ad entrambe. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Pronto, parla con Fogarolo Giuseppe. Da dove chiama Giuseppe? In via Foro numero 18. Che zona è? È la zona di Chiesa Nuova, in via Caporeo, è nella Taraia. Va bene, abbiamo capito, prego. Ora, prima di tutto ringrazio il signor Sindaco che mi ha ricevuto. Mi voleva, signor Sindaco, domandare come che possiamo andare avanti con tutta che confusione e cambi che passa per Chiesa Nuova, che non si può più andare avanti. Poi voleva chiedere che a caserma che sarà, se può fare una strada qualcosa, e dopo voleva chiedere che fine che fa il Campo Piani. Il Campo Piani ha detto? Ecco, grazie. No, ma era il Campo a Piani, Giuseppe? Sì, Campo a Piani, presumo. Sì. Ok, va bene. Grazie Giuseppe. Prego, Sindaco, ha risposto di quella del telefonato precedente. Sì, di allora, questa. per quanto riguarda l'asfalto vicino al Roadhouse, che è un punto vendita nuovo, solo per capirci, do un'occhiata e faccio intervenire, non so le condizioni. Per quanto riguarda Parco Brentella, rispondo perché noi stiamo collaborando con Invimit, che è lo Stato, per quanto riguarda Caserma Romagnoli. Caserma Romagnoli è 155.000 metri quadrati, è enorme. È già definito che la parte posteriore, divisa a metà, la parte posteriore su circa 70.000 metri quadrati sarà di competenza del Comune, di conseguenza diventa un aumento del Parco Brentella, è proprio contiguo, per cui metà sarà Parco Brentella, per cui questo anche indirettamente rispondo per Caserma Romagnoli, è un posto molto importante per quanto riguarda il quartiere Chiesa Nuova. Vi ricordo che passerà il tram, per cui è nostra intenzione, collaborando con lo Stato, perché non è nostra, è dello Stato, per cui per quanto riguarda fare una piazza e far passare il tram. Non è domani, però vedo che l'amministratore delegato nuovo di Invit sta collaborando molto bene per quanto riguarda. Io penso che nel giro anche di questo semestre riusciamo a dare una progettualità, non soluzioni definitive, in collaborazione con Invimit, che è lo Quindi Stato. Diceva anche per la strada con le buche e tant'altro. Sono due cose diverse, no? Sì. Ho parlato di Romagnoli, però metà Romagnoli, 50% diventerà ampliare il Parco Brentella. Per quanto riguarda la parte anteriore, dove passa la strada, diventerà una piazza
passerà il tram, dopo sarà fatto anche edifici, ma non è nostra, stiamo collaborando con lo Stato. Per quanto riguarda la Piani, per quello che mi riguarda sono ovviamente più che affezionato. La logica è che la curva, la famosa curva, sta crollando, è pericolosissima, se avete molto modo di vedere, è recintata in maniera totale. La logica è abbatterla completamente, dopo averla abbattuto, ricostruire come era a suo tempo, tanti anni fa, la curva, per cui vuol dire un terrapieno, con ovviamente i bagni, quei servizi per quello che riguarda la struttura, verrà fuori una curva. Quando abbattiamo quello, sarà automaticamente fatto anche, come posso spiegare, una duna. Come era una volta. Questo avrà battuto una porcheria tremenda, certo. Anche perché va a infissare la bellezza di dove è, per cui vedete che è recintato, perché non si può entrare, è pericoloso. Sono stati spostati i lavori qui, mi sembra di aver capito, giusto? Inizieranno un po' più avanti i lavori. No, perché? No, perché ho letto sul giornale che sono stati appunto... No, ma stiamo parlando dei soliti problemi. Per abbattere è facilissimo, si trova l'azienda con i famosi pinze, però ho detto che voglio che sia fatto esattamente come era una volta. Per cui l'abbattimento è già stato finanziato, adesso dobbiamo finanziare il progetto relativo, per cui la duna di terra con tutte le gradinate, come era una volta. Senta Sindaco, dicevano prima entrambi di Chiesa Nuova, il problema dei camion che passano in quella via e il problema della strada che la signora sente tremare la casa, insomma. Ecco. Per cui io faccio controllare per quanto riguarda l'asfalto. Per quanto riguarda il traffico è la più alta purtroppo di decessi di traffico verso Padova. Solo col tram si ridurrà? Ovviamente solo il tram, perché il tram partirà tra 1 anno e mezzo di lavori, non prima, e ricordo che deve essere finito sempre entro giugno 2026. È un'opera molto importante, è stata già finanziata, perché non sto dicendo faremo perché forse non si sa, è già finanziata 330 milioni di euro, per cui non c'è problema. Dovranno aver pazienza un annetto lì. Sono 18 km e mezzo tra Urbano e Vigonza, taglierà completamente Padova e cambierà la viabilità e la vivibilità di Padova. Bene, andiamo in pubblicità, poi molti messaggi da leggere, ci sentiamo tra pochissimo.